Attenzione! Ultime notizie su Mazzarri. Ciao tifosi napoletani, benvenuti nel vostro canale di notizie quotidiane sul Napoli. Hanno appena annunciato le ultime novità di Mazzarri in panchina azzurra. Restate con noi fino alla fine per scoprire tutto i dettagli delle ultime novità dal mondo napoletano. Scoprite tutto adesso. Esonero Mazzarri, contatti i fitti con prossimo allenatore. Ci sono anche due alternative. Potrebbe ricorrere alla scelta a sorpresa il Napoli prima del match contro il Barcellona. Esonero per Mazzarri, con nuovo allenatore già contattato. Continua ad infittirsi il mistero circa la situazione sulla panchina del Napoli di Walter Mazzarri. Il tecnico infatti non convince. E continua a circolare all'ombra del Vesuvio l'ipotesi dell'esonero dopo i risultati fin troppo negativi. Nonostante ciò però, da De Laurentiis e Meluso continuano a giungere iniezioni di fiducia alla stampa. Sebbene sia sotto gli occhi di tutti che qualcosa si sia rotto, viste anche le news circa la lite con Ostigard. Nel frattempo, si infittiscono le indiscrezioni circa il possibile scenario a sorpresa per il Napoli. Esonero Mazzarri, il Napoli valuta prima del Barcellona. Hanno del clamoroso le indiscrezioni rivelate dalla redazione di TMV quest'oggi. Secondo il forum di mercato infatti, il Napoli non sarebbe più convinto di continuare la propria strada fino al termine della stagione con Mazzarri in panchina, con la possibilità di vedere il tecnico toscano esonerato addirittura prima del match contro il Barcellona che si alzano. Tutto ciò avrebbe senz'altro del clamoroso, con gli azzurri che avrebbero quindi intensificato i contatti con un nome alquanto a sorpresa. Trattasi dell'ex Francesco Calzona, cui nome era già spuntato sulle odierne pagine dei quotidiani alle spalle di Giampaolo. L'attuale tecnico della Slovacchia potrebbe però aver superato tutti gli avversari negli indici di gradimento del Napoli, data la conoscenza dell'ambiente partenopeo. Lo stesso Calzona ha infatti lavorato all'ombra del Vesuvio dal 2015 al 2018 nello staff di Maurizio Sarri, tornandovi poi nella stagione 21-22 nello team di Luciano Spalletti. Il tecnico, inoltre, secondo l'esperto Matteo Moretto, avrebbe già risposto positivamente alla chiamata di Aurelio De Laurentiis, con i campani che ora attendono l'ok da parte della federazione slovacca. A far quindi gola ai supporter del Napoli, anche colui che potrebbe ricoprire il ruolo di vice per Calzona nei prossimi mesi, quale l'ex capitano degli azzurri Marek Hamšík. Qual è la tua opinione sull'esonero di Mazzarri? Lascia la tua opinione nei commenti e discutiamo e continua a seguirci per le ultime notizie sul calcio. Grazie per esserti unito a noi appassionati di calcio. Forza Napoli!